Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Quel di Ferravostal sarà un fin di settimane segnato per una intensificazione dai controlli sulla IN col Green Pass. In tal puesto, che parla dentro e è obbligatoria la certificazione verde. Voi di mattina si è tirato d'ogni in prefetture a Udine il comitato dall'ordine e dalla sicurezza pubbliche, per via di accepon che è la situazione, con la presenza anche di Confcommercio e Confesercenti. Per l'occasione è stato messo in chiaro che i gestori dagli ambienti pubblici possono domandare dove di tira fuori il Green Pass e no anche i documenti di identità. Critichis ma stabilis lis condizioni dal frutto di designs che dentro tal brutto incidente capitato ieri lungo la strada regionale 52 Carnica ad Amar, dove sono morti il pari Pietro Castracane, 61 anni di Florence, e la sur Nicole di 12 anni. La macchina che ha correvin e ha trussato in maniera frontale quintri di un tir. Anche mo ricoverati in condizioni seris che l'altri fradi di Nufains e il cousin di Vinchievot che ieri in cun loro la stesse macchine. La procura, con tutte probabilità, e farà fare l'autopsie sul quarto dall'uomo di 61 anni, indagato per omicidi stradali plurim, l'autista che almenava il camion, che invece non si fa nulla. Una chiame di 234 e-bikes cence le certificazioni di conformità necessarie fatte di un'azienda cinese e pronti spariesi metodi a vendi per opere di un importatore italiano titolare di un'azienda con sede in Slovenia, sono stati sequestrati dall'Agenzia dagli Sdoganis e dai Monopolis e dalla Guardia di Finanze dall'Autopuar di Fernetti. A vendilis, le biciclette elettriche avressero rindu di 250.000 euro. A sonché dal Friuli Vignesi e Giulia i distretti Pluidynamics dal nord-est. Alle c'è cal saltefur dalla pubblicazione trimestrale sull'evoluzione congiunturale dai distretti industriali studiati dall'Istituto Intesa San Paolo. A son le esportazioni a tirare i distretti dalla nostra regione. Camarchi in un plui 16% sul 2020 e un plui vot per cento sul 2019. Il Friuli Vignesi e Giulia registra 600 milioni di euro di esportazioni in tai primi 3 mesi dall'anno, in prima posizione dalla ripresa e sono gli arredamenti di legna e gli elettrodomestici di Pordenone. Vue in Friuli Vignesi e Giulia su 5.561 tamponi sfazza sono saltati fuori 75 nuovi infettati. Non si registra in morti per colpe dal Covid, sono 3 le persone ricoverate in terapie intensive, intanto che i pazienti in cure in altri reparti sono 27. La colonnute dal Mercurio è arrivata parzore dai 33 gradi in quasi tutte le regioni. Unico puesto al fresco si fa spardì la Mont. Tarvis, dut casa, la passati 26 gradi. Lucifero, la bugata di Chialt di Cheidisca, si è fatta sentire massime a Trieste, dove sono stati superati i 35 gradi, ma la temperatura si intude e ieri d'ogni dai 40. Ducchia Barcola a un po' di fresco. Usgnot buie e fasara fieste pal suo campione olimpico Jonathan Milan, medaglia di aur in tale inseguimento su piste a squadris. La cerimonia, che scomincerà alle svot sotsere e sarà trasmettuta in diretta su Telefriuli. I festeggiamenti son bielza scominciati l'anno passato all'aeroporto Marco Polo di Vignesie, dove che Jonathan all'arrivata di Tokyo, a dare il bonacetti familiare se i compaesans vignuts di buie in Corriere. E allora vecca il messaggio per Jonathan Milan dall'assessore regionale Barbara Zilli. Grande feste a buie, mano d'ome, in tutto il Friul, per Jonathan Milan, che il giovane che ci ha fatto emozionare fin dal primo minuto e alla consegnata una medaglia bellissima all'entrata storia da Olimpiadi. Io credo che sia un stimolo per tanti frus per entrare dai vivaios del ciclismo e per conoscere che gran sport di fadie, ma soprattutto di grandi soddisfazioni. Grazie Jonathan!
Alle dut par voi, appuntamento a domani, mandi e arrivi Odissi.